Questa che state per vedere è la partita più assurda, con mosse inspiegabili e spettacolari da 2 punti esclamativi che voi abbiate mai visto nella vostra vita. Buongiorno a tutti cari amici di Matto Scacco, spero che siate bene. Oggi è iniziata una nuova settimana e allora partiamo col botto. Come partire se non con una partita di Mikhail Tal, uno dei più grandi attaccanti della storia degli scacchi. La partita è del 1962, siamo alle Olimpiadi. Tal col bianco, col nero, un giocatore Hans Hecht che divenne poi gran maestro successivamente, ma comunque un fortissimo giocatore. Vediamo Tal come riesce. Annientarlo è una parola grossa perché comunque la partita è combattuta, ma vedremo all'interno di questa partita delle mosse veramente fuori di testa che hanno bisogno di grandi spiegazioni. Andiamo a vedere. D4, cavallo F6, C4, in apertura vado abbastanza velocemente, E6, cavallo F3, B6, cavallo C3, alfiere B4 e questa è una tipica mossa della Bogo indiana, cioè dato che il nero si è preparato per mettere l'alfiere B7 in fianchetto, è anche disposto a dare il proprio alfiere camposcuro per giocare solo con il fortissimo alfiere campochiaro. Alfiere B5, alfiere B7 e 3, H6, H4, l'alfiere si ritira, mossa al nero che decide di dare il proprio alfiere. Dato che questa mossa fa parte proprio dell'apertura, attenzione che il nero non può ritardare troppo questa cattura, perché se ritarda troppo il bianco può giocare donna C2 e a quel punto quando tu farai il cambio io catturo con la donna e non mi hai rovinato la struttura pedonale, mentre il nero deve approfittare che il bianco non sia ancora riuscito a giocare donna C2 per riuscire così ad avere almeno un'impedonatura. Quindi ti ho dato il mio alfiere, però almeno ti becchi questi pedoni doppiati, che ricordiamo essere una debolezza. Se hai bisogno di approfondire la tua conoscenza sui pedoni, sulle strutture di pedone, all'interno della nostra Accademia di Matto Scacco c'è il corso completo di, penso sia 15, 16, 17 ore, che si chiama Pedone Killer, dove parliamo di tutte queste cose. D6, ottima mossa per fare spazio anche all'altro cavallo. E ora mossa al bianco e ti chiedo che cosa giocheresti ora da bianco? In modo proprio sincero e spontaneo. Se tu dovessi essere nei panni del bianco, siamo ancora in apertura, dobbiamo ancora svilupparci, probabilmente ti verrebbe in mente alfiere di 3, che è una mossa assolutamente rispettabile, no? Cosa ne pensi? Potrebbe essere anche interessante donna C2, non avremo paura di questo cambio perché questo pedone doppiato ci favorirebbe a controllare il centro, ma ragazzi qui stiamo parlando di Tal che gioca cavallo di 2. Qual è la spiegazione di cavallo di 2? Sicuramente oltre a quello di riuscire a controllare meglio il centro, ma quello di supportare avanzate del pedone F, per questo si è tolto il cavallo da F5. E5, mossa ottima del nero, ovviamente al bianco non conviene catturare poiché si otterrebbe questa struttura e ancora una volta qui avremmo due pedoni doppiati e isolati, il peggio che si possa avere, sempre per cercare di avere una solidità di struttura di pedoni. A questo punto Tal ovviamente non cattura e gioca F3, continua col suo piano, cioè quello di avanzare su E4, donna in E7, E4, cavallo di 7 e ora alfiere di 3, qui tutto nella norma. Cavallo in F8 con l'idea di andare in G6 e scacciare questo cavallo che è fastidioso perché sta creando un'inchiodatura sul cavallo e ora una persona normale cercherebbe mosse più normali, Tal cerca subito il casino. C5. C5 non è sbagliata, è una mossa anzi anche tipica di quando c'è questa struttura pedonale. Il bianco decide di dare subito un pedone per rovinare questa forte struttura. E la partita infatti va con D per C5, D per E5, donna e adesso il bianco ha un pedone debole in C3, ha rovinato un pochettino la struttura del nero e vediamo se questa cosa ne valsa la pena. Intanto scacco, il nero gioca C6 e ora si è bloccato l'alfiere B7, quindi può essere un buon compenso per il bianco, però c'è sempre il pedone C3 sotto. E che cosa devi fare per difendere quel pedone? Devi tornare con la donna alla difesa?
Ma no, ma cosa vuoi che sia un pedone? Arrocco corto. Arrocco corto, va bene. La posizione si capisce che è bella incasinata ed è difficile per il bianco cercare di rendere questa posizione veramente favorevole. Ora arriva anche cavallo G6 attaccando l'alfiere, si presume che quell'alfiere si debba spostare, ma Tal gioca cavallo C4. Tu mi minacci l'alfiere, io ti minaccio la regina. È un po' più importante la regina e qui in partita viene giocata donna in E6. Perché il nero non ha giocato donna C3? Che cosa sarebbe potuto accadere? Qui ovviamente c'era del calcolo alla base. Dopo donna in C3 abbiamo cavallo D6, attacco doppio, il re si sarebbe dovuto togliere e ora ovviamente dopo cattura su F6 si minaccia la donna, cattura su D3 la donna si è rifatta sull'alfiere, prendiamo tempo per posizionare al centro una torre, donna E3 scacco e re si sposta, c'è sempre ora un attacco sull'alfiere B7 che non sa dove andare, quindi cosa migliore da fare per il nero è catturare. Ok, siamo in questa posizione, è difficile dire chi è in vantaggio, però sicuramente il bianco ha una torre più attiva, un cavallo che controlla case importanti e una donna che può entrare a sfondare, quindi sarebbe stato interessante come linea. Quindi su cavallo C4 la mossa giocata in partita è donna in E6. A questo punto c'è sempre l'alfiere sotto attacco. Ancora una volta una persona normale, un po' sana di mente, avrebbe spostato quell'alfiere. Invece Tal cerca sempre del controgioco. Lui è un attaccante. Cosa sono le mosse difensive? Non esistono. E allora si gioca E5. L'idea è quello che dopo la cattura sul cavallo io ho la possibilità di inchiodarti, dato che la donna si trova davanti al re, ci sono queste idee qui. E per questa ragione anche il nero controgioca B5. Hai visto il gioco degli scacchi com'è complesso? Quando tu inizi a complicare il gioco, anche il tuo avversario può complicare. Quindi qui devi calcolare tutto. Qui devi calcolare tutto. Attenzione, ora il nero ha 3 pezzi in presa. La regina, il cavallo e l'alfiere. La mossa disponibile è una sola e quel pazzo di Tal gioca pedone per F6. L'idea è quella che io poi posso rifarmi sulla regina quando voglio grazie all'inchiodatura. Certo, devo dare poi la torre, ma vediamo come continua. Il nero si prende la regina, e fin qui ci siamo. Mossa intermedia importantissima, perché se il nero non fa nulla io mi pappo la torre e quel pedone diventa una regina, quindi quella torre si deve togliere. E ora, attenzione, arriva la mossa, forse da 5 punti esclamativi. Pensaci un attimino che cosa giocheresti. Abbiamo detto che per rifarti dalla donna potresti tranquillamente giocare una mossa di questo tipo, ma ti dico che non viene giocata questa. La mossa che viene giocata da Tal è alfiere in F5. Ancora una volta il bianco ha 3 pezzi in presa. Qualsiasi pezzo ora il nero decide di catturare, la partita non va tanto bene. In partita viene giocata cavallo cattura alfiere, ma diamo un'occhiata a cosa sarebbe potuto catturare con altre cose. Per esempio, se si catturava l'alfiere c'era il doppio, anzi il triplo, e dopo che il re si sarebbe spostato, cattura e ci saremmo ritrovati in questa situazione. Su invece donna cattura cavallo, qui la situazione era ancora più grave perché guarda la coordinazione tra i nostri alfieri e quel pedone G7, crea una rete di matto. Quindi dopo uno scacco, qui o che interponi davanti il cavallo o che interponi davanti la regina, c'è poco da fare, interessante. Qui la situazione è molto interessante e ora ovviamente mi catturo il cavallo. Ok, c'è questo squilibrio dove io ho la coppia di alfieri e la torre, tu hai le 2 torri e l'alfiere, ma tu hai le 2 torri poco attive, un alfiere chiuso e la situazione sarebbe veramente grave. All'alba di tutto ciò, dopo calcoli e calcoli, il nero decide di restituire il materiale. Ricordiamoci che il nero è avanti di una regina, quindi tanto mi pappo l'alfiere, sicuramente così non sarà male. Ora, prima di catturare così e rendere ancora più debole la propria struttura, il nero controgioca con alfiere a 6, attaccando il cavallo e dietro c'è la torre. Cavallo di 6. Io attacco
scopro la torre, ma attenzione che se ora il re si toglie, e ora c'è un doppio attacco, ancora una volta, 3 pezzi in presa per il bianco. Come si salva? E Tal aveva calcolato tutto, alfiere C4 salvo tutto. Se mi catturi il cavallo ti catturo l'alfiere, se mi catturi l'alfiere ritorno col cavallo e salvo tutto. Non è geniale? Torre G7, G3, in realtà G3 non è una minaccia perché questo pedone ti ricordo che è inchiodato, e qui viene giocata cambio, siamo in questa situazione. Ora bisogna capire, siamo in un finale a tutti gli effetti, in partita viene giocato cavallo F5, l'analisi ha mostrato che era migliore almeno cercare di, non so, attivare questa torre, poiché questo cavallo, come abbiamo detto prima, non è veramente in presa poiché questo pedone è inchiodato. Cavallo F5, e adesso se tu non hai attivato tu la torre l'attivo io, ricordiamoci di attivare le torri su colonne aperte, questo è molto importante per l'attività dei nostri pezzi, soprattutto in un finale. F6, torre in F va in D1, il re va in E7, torre in E1, il re torna in D6 e il re in F2. Ora, prima di questa mossa voglio farti fare 2 risate. Spesso si dice, e lo trovi in tanti commentatori, in tanti libri, dove si diceva che Tal era un grande attaccante e lo abbiamo visto, cioè nessuno era in grado di complicare così tanto il gioco e avere tutto sotto controllo come lui, ma era un pessimo giocatore di finali. A Tal non piaceva questa definizione che davano di lui e adesso scopriremo come Tal trasformerà questo finale in una vittoria, perché attenzione che il bianco, cioè Tal, ha 5 pedoni e il nero ne ha 6. È vero che i pedoni del nero sono bruttissimi, perché questo è un pedone qui brutto, questo è doppiato brutto in avanti, questi sono doppiati brutti lì e questi sono isolati, mentre la struttura del bianco è un pochettino più armoniosa, però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Come si converte questa situazione in una vittoria? Perché potrebbe tranquillamente finire anche in una patta. Lo vediamo. È il turno del nero che gioca pedone C4 per dare un pochettino più di aria al re al costo di sacrificare un pedone, tanto quei pedoni sono andati. Prima Tal gioca pedone in G4 per scacciare il cavallo si toglie, cavallo in E7 e adesso torre B7. C'è ovviamente pressione su questo cavallo, ma soprattutto se toglie il cavallo dietro c'è la torre. Raddoppio di torri, ora questo cavallo si potrà muovere in tranquillità perché questa torre ormai è stata messa in salvo. Alfiere per C4, finalmente mi prendo quel pedone e ti attacco la torre. Paro, mettendo il cavallo davanti e allo stesso tempo attacco la tua torre. Cambio di pezzi, ovviamente se ora tu mi prendi la torre gratis, io mi prendo una torre gratis e quindi la partita continua in questo modo. Ora Tal deve scoprire come far fruttare questo finale. Tieni conto che ora la torre attiva del bianco è questa, perché questa si attiva, ma quali sono i punti di entrata? Nessuno, non ha punti di entrata, mentre la torre B è molto importante, motivo per cui non deve essere cambiata. Torre B4 attaccando la debolezza e ora si gioca per attaccare le debolezze. Questo era un pedone debole del bianco, questo era un pedone debole del nero. Nei finali, generalmente nei finali di torre, e se vuoi migliorare su Amazon trovi il libro scritto dal nostro gran maestro Andrea Stella intitolato Finali di torre. Come dice sempre anche Andrea, è importantissimo l'attività delle torri, quindi piuttosto che perdere tempo e mettere la torre in posizione passiva a difendere un pedone, tu mangi un pedone, tu ti fai mangiare un pedone, quindi attività delle torri, mangio. Bene, siamo ora arrivati in un 4 pedoni contro 4 pedoni, possibilità di patta, ma Tal in realtà giocava molto bene i finali. Torre a 6, ora questo re non può andare sulla colonna E, è costretto a venire a sinistra e ora cade anche questo pedone. H5, mossa importante, ora qui non bisogna farsi ingolosire poiché questa mossa renderebbe questi pedoni tutti e 3 deboli, poiché i pedoni in H sono doppiati, il pedone F3 è isolato, ma la mossa corretta è H3. Così dopo un eventuale cambio, ed è così che va in partita, i 2 pedoni restano uniti e avere 2 pedoni uniti in un finale è fondamentale. Torre H7, ora si minacciano entrate interessanti. G5, la regola di quando hai un pedone passato, cioè un pedone che
non ha limiti, può andare ed essere spinto fino alla fine. La regola degli scacchi dice il pedone passato deve essere spinto, anche a costo di magari subirti qualche scacco, qualche pedone in meno, ma questo pedone si chiama potenzialmente regina. Torre in H5, torre in F5, torre C2 scacco, attenzione che è arrivato l'attacco doppio e attenzione a non difendersi con questa mossa, poiché perderesti subito la torre grazie a questa mossa. Motivo per cui sullo scacco re in G3 è la mossa corretta. Prima di catturare questo pedone, che gli importa poco al nero, il nero vuole cercare di avanzare col suo pedone. Per farlo però, dato che c'è l'inchiodatura, il re deve muoversi. Quindi ora è una gara e chi arriva prima a promozione. Torre in E va in E5, attaccando ancora quel pedone e difendendo il proprio pedone. Così questo pedone potrà essere spinto. Pedone in D4, pedone in G6, il bianco è a 2 case dalla promozione, il nero è a 3 case dalla promozione. Torre in H1, e attenzione che possono arrivare gli scacchi da dietro per mangiarsi il pedone. Torre in C5 scacco, Tal decide di cambiare una coppia di torri per avere il gioco più sotto controllo, perché il gioco con le 2 torri è difficile da controllare. E ora dopo re F4 la prossima mossa del bianco sarà mettere la torre G5, così non ci possono essere scacchi da dietro e la partita finisce dopo questa mossa. Il nero abbandona, ma vediamo come sarebbe potuta continuare, giusto per curiosità. Torre per, e ora è una gara a chi arriva prima. È vero che praticamente si arriva tutti e due a promozione, ma ovviamente avevano già calcolato entrambi i giocatori, soprattutto il nero che abbandona, che c'è donna B3, il re si toglie, cambio di donne e ora il re è troppo lontano per riuscire a badare a questo pedone che andrà in fuga e a promozione. Io credo che questa partita sia stata spettacolare. Che cosa abbiamo imparato da questa partita? Che quando si creano delle complicazioni, e possiamo andare anche a vederlo più avanti, no? Che quando c'erano state queste complicazioni, ecco, per esempio, qui il bianco cerca questa complicazione, ma anche il nero cerca le complicazioni, quindi bisogna pensare prima di muovere anche le possibili mosse poco sospette che ha il nostro avversario, e per questo bisogna pensare anche alla difesa, perché il problema di molti libri, corsi di scacchi eccetera, è che si parla spesso di attacco, cioè è difficile trovare corsi di scacchi, libri di scacchi dove si parla di difesa. È vero o no? In tutti i libri c'hai il libro libri delle migliori tattiche, fai quiz di tattica, fai i problemi di scacchi, e questi problemi di scacchi quasi mai hanno a che fare con la difesa. Quasi sempre devi trovare la mossa vincente, quasi sempre devi cercare il colpo super tattico che non vedresti mai, ma quasi mai ci alleniamo noi a cercare di prevenire le mosse dell'avversario e difenderci dagli attacchi dell'avversario. Per questa ragione, sempre sull'Accademia Animato Scacco, è ora uscito il corso a cura di un nostro maestro internazionale italiano che ha realizzato sulla difesa, per imparare a evitare di prendersi assedi sull'arrocco, capire come fare quando il tuo avversario ti butta i pedoni contro, capire come riuscire a districarsi da una posizione difficile e capire come riuscire a pareggiare una posizione che è potenzialmente persa. Io credo che sia un corso molto importante, perché veramente abbiamo bisogno di imparare a difenderci, proprio perché tutti ci insegnano sempre a attaccare, trovare la mossa vincente, pensare un po' alla difesa e cosa buona e giusta. Il corso, siccome è stato appena lanciato, è in offerta di lancio, quindi qui sotto trovi il link in descrizione per potertelo accaparrare prima che finisca l'offerta. Io spero che il video di oggi ti sia piaciuto come sempre, ci vediamo alla prossima, ciao!